Ho avuto paura di scegliere un mestiere strano almeno un paio di volte a settimana. Io sono Kyle, io faccio l'intero. Il mercato è al 70% estero, diciamo 3 strumenti su 10 restano in Italia. Negli anni ho avuto una richiesta crescente, i clienti mi hanno conosciuto su internet prevalentemente. Non siamo stati istruiti a come raccontarsi sui social network. Quello che faccio è essere più sincero possibile e sono anche un aiuto a far vedere che tutto il lavoro è artigianale. L'artigianato di qualità sopravvive.